C'entro anch'io, c'entro anch'io. Amici, ben ritrovati a Centro Anch'io, 3 puntate dedicate al nostro bellissimo Duomo Vecchio. L'attuale edificio del Duomo Vecchio è stato costruito nel X-XI secolo sopra una chiesa paleocristiana ancora più antica, Santa Maria de Dom. Era la cattedrale invernale, così come San Pietro de Dom, dove oggi c'è il Duomo Nuovo, era appunto la cattedrale estiva. La presenza di 2 cattedrali o duomi gemini, una utilizzata nei mesi estivi e l'altra in quelli invernali, era tipica dell'area lombarda durante il Medioevo. La chiesa invernale era dedicata a Maria, quella estiva ad un martire, e veniva anche usata come battistero. Tuttavia Brescia è una delle pochissime città nelle quali siano rimaste ancora oggi 2 cattedrali. Dell'antica chiesa di Santa Maria de Dom è rimasta la cripta di San Filastrio sotto l'altare maggiore. Amici, con quello di oggi si va alla grande, facilissimo, un classico del dialetto bresciano. FBL, Fabalalöc, non? Gli esercenti del centro storico sono formidabili. C'è una bella e giovane signora, Raffaella se non sbaglio, salve. Salve. Allora, FBL, Fabalalöc, facile Raffaella, no? Sì, è facilissimo per noi poi. Quando bisogna FBL? Per esempio adesso sto mettendo via la spesa, bisogna stare attenti perché altrimenti si sbaglia e bisogna far ballare l'occhio. Quindi FBL che vuol dire? Fabalalöc? Stai attento a quello che fai. Ecco, lei stia attenta, non sbagli, eh? È lo scontrino giusto questo, vero? Tutto a posto, bene. Fabalalöc vuol dire guardarsi che i soldi. Ah sì? Capito? Sì che È un po' un economista. sì, economista perché non è mia, economista. No. Una giovane e aitante ragazza a spasso, come ti chiami? Chiara? E che fai a spasso? Ma niente, vado a fare un po' un giro così a Brescia. Non è che stai marinando scuola, no? Ormai è finita, quindi... Finita da un bel pezzo che meglio va. Meglio? Sì, penso. Morosi? No, No, single, da poco. Quindi devi FBL, Fabalalöc, che vuol dire? Allora, vediamo. Beh, Fabalalöc. svegliati, no? Cos'era? Sì. Svegliati un po' fuori, credo. Segulo è? Secolissimo sono. Di dove? Qui, Agrigento. A Grisendo proprio, la vecchia Girgenti. Girgenti, Acracas. Senta, il detto di oggi è questo. Lei da quanti anni sta a Brescia, scusi? Da 64. Quindi ha adottato brescianissimo. FBL. Ha sposato una bresciana. Sono rimasto per questo io, prigioniero del Brescia. Da quanto tempo è sposato? Dal 69. Senta, FBL, l'avrai mai sentito qua a Brescia? Fabalalöc. Dai, Fabalalöc. Fabalalöc. Che vuol dire Fabalalöc? Da grisentino che mi cade sull'FBL. Fabalalöc viene a comprare da noi. Lo vedi che lo conosce il dialetto. FBL Fabalalöc, basta la sigla. Di dove sei tu? Leno e lavoro a Brescia. La splendida Leno tutti i giorni qua in centro. Direi di sì, con 3 negozi. E quando si dice FBL Fabalalöc? In che occasioni? Quando semplicemente si vuole che qualcuno diventi un poco più furbo sulle stanze vicino. E qui nel centro storico Fabalalöc è meglio che lo facciamo. FBL Fabalalöc. A Concesio si dice o si diceva, dai, oe, Fabalalöc. Fabalalöc, dai. Sì, l'ho sentita ancora, però non so esattamente cosa vuol dire. Non bisogna far tremare la pupilla. No, Fabalalöc bisogna... Bisogna guardare robe dirette, Attenzione allora, Attenzione. In dialetto bresciano, Fabalalöc, che vuol dire? Tavalore? No, Fabalalöc. Fai ballare l'occhio? Fai... sprizza, scintille l'occhio? Non so in italiano vero come si chiama. Perché non va bene? Fabalalöc era proprio facilissima, un classico del nostro dialetto. Insomma, stai con l'occhio pronto, vigila, attento, sii sempre sveglio, attenzione a tutto, mi raccomando, attenzione anche a voi, non sbagliare, restate sempre qui su Teletutto, alla prossima, ciao! C'entro anch'io.